Pederobba, attimi di terrore per una cassiera e la sua collega in azione, un bandito solitario armato di coltello fuggito in bicicletta con un bottino di 200 euro. E ancora spaccate nella Marca, è successo nel fine settimana in un ristorante di San Trovaso di Preganziolo e in un bar di Musano di Trevignano. Nel primo caso trovate macchie di sangue lasciate dai ladri che si sono feriti durante il colpo. Arrestato dalla polizia un 23enne pakistano accusato di aver rubato una bicicletta da un condominio minacciando poi un residente con un bastone. È successo in strada Castellana, a Treviso. A Paese cresce il malcontento dei cittadini per la chiusura per lavori da quasi un mese dell'ufficio postale. In tanti oggi speravano nella riapertura che invece è stata ulteriormente rinviata. Nessuna autorizzazione da parte di Nasus, 2 regioni, chiusa con un'ordinanza del sindaco di Monfumo la scuola nel Bosco che ospitava 23 alunni. In una settimana sono 258 i ricoveri negli ospedali dell'USL 2 per influenza. L'appello del direttore generale Benazzi: vaccinatevi perché avremo altri picchi fino a tutto il mese di febbraio. Forti raffiche di vento sul litorale, meno intense nell'entroterra, gelo pungente all'Epifania, fase di attenzione dalla mezzanotte fino a mezzogiorno di mercoledì emanata dalla Protezione Civile regionale. Tutto pronto nella Marca per la lunga serata dei pane e vini, i tradizionali falò della Befana, a seconda della direzione delle faville, gli auspici per il 2026. Buonasera e ben ritrovati con le notizie da Treviso e provincia. Apriamo con la rapina sabato sera a ridosso dell'orario di chiusura al supermercato Ins di Pederobba. Attimi di terrore per una cassiera e per la collega. Mascherato con una felpa grigia e un pantalone nero, ha messo già il cappuccio sulla testa con una pancia finta. Attimi di panico in un supermercato a Pederobba. Erano da poco passate le 19:45 all'Inks mercato di via Callusent, a 2 passi dalla Feltrina. Un uomo arrivato in bicicletta con il volto coperto da mascherina e cappuccio, che aveva persino camuffato il proprio aspetto nascondendo sotto la felpa una pancia finta, una volta entrato nel supermercato ha attirato la cassiera fingendo di dover pagare un prodotto per poi strattonarla e minacciarla con un coltello. È entrato prima della porta e è andato direttamente nelle casse. Lui mi ha tenuto dall'abbraccio e mi ha fatto vedere il coltello e mi ha detto così che devo aprirlo. Che dovevi aprire la cassa? La cassa, dovevo aprire la cassa, giusto. Poi appena ho visto che al coltello io mi sono tornata dietro. Alla vista dell'arma la donna, terrorizzata, ha iniziato a urlare ed è riuscita a fuggire dalla cassa. Preso alla sprovvista, l'uomo ha quindi scassinato il registratore di cassa utilizzando il coltello e riuscendo a rubare poco meno di 600 euro in contanti, per poi darsi alla fuga in bicicletta così come era arrivato, lasciando il coltello sul posto. È entrato sulla cassa, ha provato a aprirla col coltello, ha preso tutto e dopo si è scappato via. L'ho seguito fuori che almeno così provo a prendere la targa della macchina o qualcosa, però lui era con la bicicletta che è più piccola di lui. La cassiera sotto shock ha immediatamente dato l'allarme. Fortunatamente pochi minuti prima aveva già effettuato un trasferimento di denaro, limitando così l'ammontare del bottino che avrebbe potuto essere ben più consistente. Hai preso tanta paura? Ma certo che ho preso tanta paura, ho preso l'attacco di panico tutta la notte mal di pancia. Nonostante i momenti di paura, la commessa è tornata a lavorare. È tornata subito a lavorare? Certo, tutti noi, anche la collega. Il nostro lavoro dobbiamo farlo al modo giusto, il nostro impegno, sai. Una rapina che avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi e che riaccende l'allarme. Sicurezza sul territorio. Il sindaco di Pederobba, preoccupato per l'accaduto, ha lanciato un appello. Faccio una preghiera a tutti di non reagire e di assecondare questi malviventi per non incontrare spiacevoli situazioni. Poi il sindaco si è rivolto alle istituzioni, auspicando un inasprimento delle pene per chi si rende protagonista di questi gravi episodi di criminalità. E questi delinquenti magari alle volte non scontano nemmeno un giorno in prigione. Non dico Marcisca in carcere, però qualche giorno in carcere gli farebbe bene. Ancora spaccate nella Marca, è successo nel fine settimana a San Trovaso di Preganziolo e a Musano di Trevignano, presi di mira un ristorante e un bar. Nel primo caso i ladri si sono anche feriti durante il colpo, lasciando delle tracce di sangue. 2 spaccati
Spaccate nel fine settimana a San Trovaso di Preganziole e a Musano di Trevignano, nel Mirino, 2 locali. Il primo colpo nella notte tra venerdì e sabato ai danni del ristorante La Svolta di fronte Villa Franchetti. I ladri hanno letteralmente abbattuto il vetro della porta d'ingresso. Una volta all'interno hanno staccato il registratore di cassa contenente il fondo cassa, buttato a terra il terminale del Superenalotto e rubato il salvadanaio con le mance delle dipendenti. Probabilmente è stato il sistema d'allarme entrato in funzione a disturbare i malviventi che sono fuggiti. Per i titolari, che hanno in gestione il locale da appena 6 mesi, è stato un amaro inizio anno, alle prese con i danni pesanti causati dal furto, quantificati in circa 4.000 euro. I malviventi nello sfondare la vetrata si sono feriti. Sul posto, infatti, sono state rinvenute tracce di sangue rilevate dai carabinieri che stanno conducendo le indagini. Nella notte tra sabato e domenica, invece, altra spaccata, stavolta a Musano di Trevignano. Preso di mira il bar Elite. Qui i ladri hanno usato un tombino per sfondare il vetro della porta. Come a San Trovaso, portato via il fondo cassa, poche centinaia di euro. Anche in questo caso indagini affidate ai militari dell'Arma, che hanno acquisito le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona. La polizia arresta un 23enne pakistano che sabato ha rubato una bicicletta da un condominio e poi ha minacciato un residente con un bastone di metallo. È successo in strada Castellana a Treviso. Sabato pomeriggio di alta tensione, quello appena trascorso in strada Castellana a Treviso. Tutto inizia intorno alle 13 quando un 23enne pakistano viene sorpreso all'interno di un appartamento gestito da una cooperativa in questa palazzina dove in passato era stato ospite e dove spesso torna in cerca di cibo. Dopo essere stato allontanato, il ragazzo ruba la bici di un condomino e si allontana. La scena però viene vista da un altro residente che gli ordina di lasciare il mezzo. A quel punto il 23enne reagisce con violenza, inizia a minacciare verbalmente il testimone, brandendo poi contro di lui anche un bastone di metallo. Non ancora soddisfatto, il giovane rovescia i bidoni dei rifiuti, rompendo pure delle bottiglie per guadagnarsi la fuga. Nel frattempo alcuni residenti chiamano la polizia denunciando la presenza di un uomo in strada in evidente stato di agitazione. Uno che lanciava bottiglie in mezzo alla strada, è uscito con bancali e tutto e faceva casino e dopo è andato verso il concorso agrario. Abbiamo chiamato la polizia, il sabato era il trambusto. In pochi minuti gli agenti della questura raggiungono strada Castellana trovando il ragazzo con in mano ancora il bastone che viene posto sotto sequestro. Per il 23enne invece scatta l'arresto per rapina. Sicuramente tra i residenti della zona sarà un sabato pomeriggio difficile da dimenticare. Paura un po' sì, perché non si capiva cosa voleva, perché visto bottiglie in mezzo alla strada, correva con un bancale, più avanti con un tubo in mano. Dunque non si sapeva cosa voleva né cosa faceva. Tutto un casino e basta. A Paese sta crescendo la protesta dei cittadini per la chiusura per lavori da quasi un mese dell'ufficio postale. In tanti oggi speravano nella riapertura che invece è stata ulteriormente spostata. Buongiorno. Buongiorno. Ma è lunedì, è chiusa? È chiusa, sì? Ancora chiusa. L'hanno inaugurata. No, è ancora chiusa. È ancora chiusa. Niente da fare, non funziona. Funziona più. No, è proprio chiuso l'ufficio postale. È una piccola parte dei tanti cittadini di paese che oggi pensavano di trovare riaperto il loro ufficio postale. È invece tutto chiuso e spento, compreso il banco posta, e nessuna comunicazione sulla possibile data di riapertura. Perché un cartello sì c'è, che definisce data di inizio soprattutto fine lavori, ma in realtà la chiusura risale al 7 dicembre e la riapertura non si sa. Con il risultato che, per chi ha raccomandato incombenze varie, il cartello indica le poste di Quinto o di Lancenigo di Villorba, sempre che abbia i mezzi per raggiungerle. Mica ho raccomandato che devo riscada e non so come fare a togliere adesso. Perché vengo da Padernella a piedi apposta, perché non posso guidare la macchina. E se torno in Rio, non torno più in Rio la prossima volta. È un bel guaio sta cosa. Sì. Bisogna andare o a Quinto o a Lancenigo. Ma non ho la macchina. È un problema per me, veramente un problema. Di certo fa pensare che un comune con oltre 22.000 abitanti non abbia da quasi un mese un ufficio postale funzionante e che nei locali chiusi per manutenzioni di lavori, almeno dall'esterno, non se ne vedano. Ragnatele sì, che non promettono bene su una riapertura a breve. Per il sindaco Catio Berti
Le porte dovevano aprirsi se non proprio il 30, come da cartello, almeno con l'inizio di settimana del nuovo anno, e quindi si aspetta più di qualche spiegazione da Poste Italiane, che da noi interpellati invece hanno comunicato che l'ufficio riaprirà venerdì 9 gennaio. I lavori, conclude la nota, sono serviti per dare maggiore comodità e garanzie di ulteriore riservatezza nello svolgimento delle operazioni a quei cittadini che, sottolineiamo noi, fino ad oggi se ne sono andati chi palesemente arrabbiato, chi con la proverbiale flemma trevigiana del mi no va a combattere. Vai. C'est la vie. Nessuna autorizzazione da parte di NAS, ULSS 2 e Regione, chiusa con un'ordinanza del sindaco di Monfumo, Luciano Ferrari, la scuola nel bosco. Il controllo era scattato lo scorso 15 dicembre. Nella struttura gestita dall'associazione Noce erano presenti 14 bambini tra i 2 e i 5 anni e 9 ragazzi tra gli 8 e i 10 anni che stavano seguendo invece un'attività di homeschooling. I piccoli, i ragazzini, all'arrivo dei carabinieri del NAS sono stati riconsegnati ai rispettivi genitori. Poi sono scattati gli accertamenti. Dai controlli sarebbe emersa la mancanza di autorizzazione da parte della Regione Veneto e dell'ULSS 2. Alla luce delle irregolarità scoperte, il primo cittadino ha firmato lo scorso 23 dicembre un'ordinanza per chiudere l'asilo, l'attività di istruzione parentale e quella di somministrazione e riscaldamento di alimenti. Nell'ordinanza il sindaco ha ricordato anche che l'inottemperanza a quanto stabilito è sanzionato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale con l'arresto fino a 3 mesi o con l'ammenda fino a 206 euro. Il Noce ha infine l'opportunità di presentare ricorso entro 60 giorni dalla notifica al Tribunale amministrativo regionale. In una settimana sono 258 i ricoveri negli ospedali dell'ULSS 2 per l'influenza. L'appello del direttore generale Benazzi: vaccinatevi perché avremo altri picchi fino a tutto il mese di febbraio. Un vero e proprio assalto nel pronto soccorso dell'ULSS 2 Marca Trevigiana da Treviso, Vittorio Veneto a Montebelluna e Castelfranco. Aumento importante dei ricoveri, soprattutto fra le persone fragili. Nella settimana che va dal 29 dicembre al 4 gennaio ci sono stati ben 258 ricoveri nella Marca solo per l'influenza, 7 per Covid, 2 persone anziane non vaccinate in terapia intensiva. Di fatto l'influenza oggi è il 25,7% sul totale dei ricoveri complessivi di tutta l'ULSS, che sono 1004, quindi è fortemente, chiaramente sono fortemente colpiti i soggetti, le persone dalla sindrome influenzale. Ad essere colpite maggiormente le persone con pluripatologie e con meno difese, soprattutto ma non vaccinate. L'appello del direttore generale Benazzi. È chiaro che noi dobbiamo assolutamente continuare appunto le vaccinazioni e l'appello che io faccio a tutte le persone chiaramente fragili e over 65 è quello di andare a vaccinarsi. Abbiamo riaperto ovviamente le vaccinazioni, ne sono state fatte grazie anche ai medici di famiglia 140.000. Evidentemente per coprire tutta la popolazione a rischio ne serviranno di più. Ecco perché l'appello da parte della Regione e ovviamente poi da parte delle ULSS è quello di andare ancora a vaccinarsi, e sono aperti il Dipartimento di Prevenzione e le farmacie ovviamente dei servizi, quindi tutte le farmacie che possono ancora vaccinare. Le prenotazioni possono essere sottoscritte anche attraverso il portale dell'ULSS, potenziato il personale negli ospedali per supportare il grande flusso di cittadini. Io devo sempre ringraziare i miei collaboratori e tutto il personale, perché ovviamente stanno facendo un grande lavoro sia nell'accettazione dei ricoveri sia nelle OBI, nell'osservazione breve intensiva, dove ovviamente le persone vengono trattate e gestite nella medicina d'urgenza fino ovviamente a che si risolve il problema polmonare, quindi le polmoniti, le broncopolmoniti, e contemporaneamente stiamo assumendo 108-109 infermieri giovani appena laureati che verranno immessi all'interno. Stiamo già mandando via i telegrammi in modo tale da assumere nuove forze per affrontare sia l'influenza ma anche ovviamente le altre patologie. Super lavoro nel pronto soccorso, ma anche per i 118 che riceve numerosissime chiamate, sia per chiedere un intervento che per avere consigli in caso di sintomi più gravi relativi all'influenza.
La Marca si prepara alla lunga serata dei Panevin con i falò dell'Epifania che illumineranno città e paesi. A Treviso sono 9 quelli autorizzati, più 2 in aree private. Lega Ambiente Treviso, FIAB Treviso e WWF Terre del Piave hanno espresso in queste ore forte preoccupazione. Se al momento l'aria che si respira è di qualità migliore del solito, perché decidere deliberatamente di peggiorarla? Pensiamo, scrivono, che la tradizione vada salvata aggiornandola, non cancellata. Un tempo si bruciavano le sterpaglie dei campi, ma oggi di campi e siepi da potare ne restano ben pochi, sostituiti ovunque dal cemento. Il cuore della festa è lo stare insieme. Sostituiamo le grandi combustioni con luci, arte o braccieri simbolici, vin brûlé e convivialità. Per questo motivo le associazioni propongono un tavolo di dialogo aperto con l'amministrazione per verificare insieme alle associazioni ecologiste e alla cittadinanza i prossimi passi verso una città davvero più verde e sana. Ci sono però, come detto, tanti falò pronti ad accendersi, e allora andiamo a vedere uno di questi con il nostro Lucio Zanato che si trova a Trevignano. Buonasera Lucio. Buonasera Francesca, buonasera ai telespettatori di Antena 3, mi trovo a Trevignano, sono con il sindaco Franco Bonesso e con Don Paolo, perché qui si è rinnovata la tradizione della messa e poi naturalmente della benedizione del Panevin prima dell'accensione, anzi qui non si parla di Panevin, si parla di Panera, quindi una cosa particolare, sempre comunque ben augurante, perché Panevin vuol dire pane e vino di ben augurio per tutto l'anno, la Panera è il posto dove si teneva il pane una volta in casa. Don Paolo, però tutto questo, lei ha detto, è soprattutto legato alla luce, questa luce di speranza, una speranza che ci sia pace in questo mondo per tutti e una volta per tutte. Sono segni pre-cristiani che la Chiesa ha voluto far suoi nei millenni e che significano prima di tutto rigenerazione, significano soprattutto un nuovo inizio. Le giornate si allungano, la luce prende piede sulle tenebre, è quello che ci auguriamo per questo anno, che la luce del bene prenda il sopravvento sulle tenebre, su chi si pone con forza, imponendo con violenza appunto il proprio volere. Chiediamo al Signore proprio la pace insieme all'abbondanza, insieme a tutti i segni buoni per il nostro territorio. Che poi è l'appello anche di Papa Leone. Siamo con Papa Leone da sempre e per sempre. Grazie Don Paolo. Invece Franco Bonesso, il sindaco, un momento di comunità, perché qui voi siete riusciti a raggruppare quasi tutti i colmelli. Sì, allora intanto buonasera a tutti i telespettatori. La Panera è una festa tradizionale che lega tutta la comunità, una volta si faceva in tutte le famiglie, poi era andata in disuso, poi per fortuna le tradizioni sono state riscoperte, ne facevamo diverse, una per il colmello, l'ordinanza rispetto al contenimento dell'inquinamento ambientale ha fatto sì che abbiamo dovuto ridurre gli eventi, ma questa è diventata una a Trevignano delle più importanti, e siamo qui con tutte le famiglie per far festa. Un grazie agli organizzatori, alla parrocchia e all'ente palio di Trevignano che ha preparato tutto questo parecchio, come diciamo qui, e che dopo ci offriranno la porchetta e i panini. E il brûlé. E il brûlé, naturalmente, che non manca nulla. Allora, prima di accendere, l'auspicio. No, l'auspicio è che sia un anno buono, però veramente ci aspettiamo un anno di pace, perché è la cosa di cui tutti abbiamo bisogno. L'annata agricola è un elemento importante e quindi speriamo che le faville vadano a mattina, che bene auguranti, però veramente speriamo in un anno di pace che non è iniziato nel migliore dei modi, però abbiamo tanta fiducia. E allora diamo fuoco a questa Panera, 3, 2, 1, via. E quindi vediamo che comincia a prendere fuoco questo Panevin, questa Panera, che è la prima, anzi non è la prima accesa, perché alcune in Quartiere del Piave sono già state accese intorno alle 18, altre verranno accese la maggioranza intorno alle 20 e le 20:30. Noi seguiremo invece quella delle 21, ricordo della pira più alta del Veneto, che è quella di Arcade che abbiamo raccontato, però facciamo vedere tutta questa gente e guardate quanti bambini. Il segnale è molto forte, è un segnale di comunità, perché è un rito, è vero che è un rito, ed è un rito che si perde nella notte dei tempi, ma soprattutto è un ritorno ad essere comunità. Dopo il Covid, dopo tante altre situazioni, è importante questo, cioè l'importante è sentirsi e tornare ad essere comunità. Sindaco, al di là, diciamo così, del rito,
dopo il Covid tornare a essere comunità, tornare ad essere tutti intorno a questo fuoco è importante, tornare ad essere nuovamente comunità. Sicuramente. Allora, abbiamo tutti più bisogno di comunità, viviamo in un mondo che cerca sempre di più di slegarci l'uno dall'altro, invece abbiamo bisogno di stare assieme, di trovare degli elementi che ci uniscono, e anche questi piccoli segni sono un elemento importante, come tutte le feste di paese. Ecco, vivere in un paese, in una comunità più piccola a volte ha dei vantaggi perché ci si sente sempre più uniti. Io ho ancora un secondo di tempo perché dobbiamo far vedere dove vanno le faville. Io direi che per il momento le faville vanno verso l'alto, quindi sono democristiani, non vanno da una parte né dall'altra. Come me. Scherzo. Va bene. E con questa battuta noi poi racconteremo naturalmente domani sera i pane vin di tutta la Marca per capire dove andrà. Ringraziamo Franco Boneso che si è messo a disposizione, ma tutta la comunità di Trevignano, e a te alla linea Francesca, e grazie ancora. E grazie a voi. Grazie Lucio, e grazie davvero ai tuoi ospiti, e speriamo che le faville vadano nella giusta direzione per un anno positivo. Allerta meteo dalla mezzanotte fino alle 12 di mercoledì per il forte vento che interesserà il Veneto, in particolare la zona costiera. A emettere il bollettino il centro funzionale decentrato della Protezione Civile della Regione, che ha dichiarato la fase operativa di attenzione per le violente raffiche previste dalla nottata per l'intera giornata dell'Epifania e fino alla tarda mattinata dell'indomani. Di contro il vento concorrerà a migliorare la qualità dell'aria. L'attrattività di un territorio per le nuove generazioni misurata da Confartigianato attraverso l'indice Territori Youth Friendly. Veneto al terzo posto, 14ª, la provincia di Treviso. Abbiamo un territorio che naturalmente si colloca come attrattivo. Abbiamo ancora una buona qualità della vita, questo sicuramente. Non è sorpreso Armando Sartori, presidente degli artigiani trevigiani, dei risultati dell'indice Territori Youth Friendly, che misurano la capacità di attrarre, trattenere e sostenere le nuove generazioni. 27 gli indicatori presi in considerazione, suddivisi in 4 dimensioni cruciali. Il Veneto si colloca al terzo posto con un indice superiore alla media nazionale del 17,4% e ai vertici per occupazione e dinamiche giovanili, ambito che riassume la capacità dei territori di offrire ai giovani opportunità lavorative di qualità, di contenere la platea di under 30 esclusi da percorsi di studio-lavoro e la proiezione demografica dei prossimi 25 anni della popolazione 25-34 anni. La Marca trevigiana invece occupa il 14° posto per capacità di attrarre, trattenere e sostenere le nuove generazioni. C'è però ancora molto da fare, spiega Sartori, che sottolinea come i giovani siano spinti ad andarsene e a fare altrove nuove esperienze a causa dell'incertezza e soprattutto dei salari bassi. Dobbiamo sfruttare questi talenti che ancora abbiamo in tasca e cercare di continuare a far valere il nostro territorio e soprattutto di essere sempre più attrattivi per le nuove generazioni. Per creare un tessuto economico e quindi anche sociale positivo serve, rimarca Sartori, sostenere le imprese, ma chiarisce non con sussidi o incentivi, bensì avendo maggiori attenzioni a partire dalla scuola, università, ma prima ancora investendo sugli istituti professionali e tecnici. I nostri giovani formati adeguatamente arrivino nelle nostre imprese e quindi ben remunerati, e qui ci sarà da parlare, da dialogare, ben remunerati resteranno nel nostro territorio. Ci fermiamo adesso per qualche istante di pubblicità, tra poco. Rieccoci in diretta. L'anno appena iniziato vedrà il profondo cambiamento di un pezzo conosciutissimo della città di Treviso, ad annunciarlo il presidente di MOM Giacomo Colladon, che con l'occasione ribatte alle critiche mosse dalla consigliera del Partito Democratico Antonella Tocchetto sul servizio a chiamata e le corse serali. L'area ex-quar tra 6 mesi non esisterà più. È il regalo per la Befana da MOM, direttamente dal suo presidente Giacomo Colladon. Noi abbiamo nel mese di dicembre 2025 acquistati gli ultimi 2 immobili, adesso abbiamo la proprietà completa. Nei primi 6 mesi del 2026 faremo l'abbattimento, presenteremo il progetto esecutivo e quindi poi proseguiremo con la costruzione della nostra autostazione. E sempre con il 2026 nuovo avvicendamento di mezzi pubblici. Abbiamo
in preventivo altri 86 mezzi. Questo riduce l'anzianità media del nostro parco a sotto gli 8 anni. E in contemporanea si concretizza il progetto della mobilità di Treviso totalmente elettrica, ma alternativa ai filobus di altre città. Abbiamo elettrificato la linea 1, parzialmente la 9, parzialmente la 7. Nelle città più grandi c'è il filobus, nelle città come Treviso è opportuno fare diversamente, quindi con l'autobus elettrico. Ne abbiamo 21, altri sono in preventivo. Pronti anche per le prossime Olimpiadi invernali. Partirà col 6 di febbraio con l'inizio delle Olimpiadi. La linea è una linea, sono 2 corse al giorno, partirà dall'aeroporto, andrà in centro città, poi andremo a Conegliano, Vittorio Veneto, Ponte delle Alpi e andremo su a Cortina. Ma il presidente Colladon vuole anche rispondere alle critiche del Partito Democratico espresse dalla consigliera Antonella Tocchetto sul servizio di bus a chiamata. Il Comune di Treviso e il Comune di Carbonera hanno deciso col 31/12/2025 di terminare il servizio a chiamata. Secondo me il servizio a chiamata è il futuro del trasporto pubblico. Noi attualmente l'abbiamo a Vittorio Veneto perché ce lo chiedevano le persone. In questo momento i numeri ci danno ragione. Sono più le persone che usano il servizio a chiamata di quelle tradizionali, quindi d'accordo con l'amministrazione comunale continueremo anche nel 2026. Poi c'è la critica sulle mancate corse serali. Un servizio serale a Treviso è poco richiesto, l'abbiamo provato, abbiamo dovuto dismetterlo perché non avevamo utenza e quindi non vedo l'utilità di ripristinare un servizio di questo tipo. Colladon risponde anche sulle mancate corse in orari più indicati per pensionati e anziani. Stiamo utilizzando le tecnologie esistenti, sono i big data, sono i conto a persona, sono la telefonia mobile. L'utenza punta più in città come Treviso nelle ore di punta, no? Nelle ore di morbida il servizio è sufficiente perché l'utenza è quella che è. L'abbiamo contata, l'abbiamo rivista, l'abbiamo controllata, quindi l'utenza è quella che è. E a proposito di pensionati, infine Colladon manda un messaggio alla consigliere Tocchetto. Voglio dire al consigliere Tocchetto che io sono già in pensione nel 2016, sono stato richiamato 4 mesi dopo dai soci di MOM, che forse capiscono più di lei di trasporto pubblico, e siccome lei sono decenni che è in consiglio comunale, sarebbe ora che andasse lei in pensione dal Consiglio Comunale di Treviso. Domani sera alle 21 su Antenna 3, Mercy the Musical, un gancio dal cielo, lo spettacolo all'Auditorium Dina Orsi di Conegliano è ispirato alle parole di Papa Francesco per riflettere sui valori della misericordia, dell'ascolto e della solidarietà tra musica e spiritualità. Appuntamento dunque domani sera alle 21, naturalmente su Antenna 3. E adesso apriamo la nostra pagina con le notizie da Belluno e provincia. Morte improvvisa sulla motoslitta e alpinisti in crisi sotto il Lagazzuoi, questi gli interventi più gravosi per gli elicotteri del pronto soccorso. Malore fatale tra il rifugio Oronze e Misurina. La centrale operativa è stata allertata da un uomo il cui amico era stato colto da malore mentre stavano scendendo in motoslitta. Arrivati all'altezza del secondo tornante, l'uomo alla guida del mezzo si era infatti fermato perché all'improvviso il compagno che stava dietro di lui era caduto a terra. Resosi conto della gravità della situazione, ha lanciato l'allarme e iniziato le manovre di rianimazione. Sul posto sono sopraggiunti l'elicottero dell'aiuto alpin Dolomites di Bolzano e una squadra del soccorso alpino di Oronzo, avvicinatisi in fuoristrada e poi con il quad. Purtroppo non c'è stato nulla da fare. Brutta disavventura invece per 2 escursionisti che hanno contattato il 118 perché si erano incrodati lungo il sentiero attrezzato del Kaiserjäger, sotto la cresta del Lagazzuoi a circa 2600 metri di quota. I 2, un 68enne di Milano e un 54enne di Corsico, non riuscivano più a muoversi a causa del ghiaccio. Avevano perso i ramponi e si trovavano a qualche metro l'uno dall'altro in posizione precaria, ormai prossimi al buio. Dopo averli geolocalizzati è intervenuto l'elicottero del SUEM di Pieve di Cadore, che li ha individuati sopra 300 metri di parete verticale. Recuperati dal tecnico di elisoccorso mediante verricello, i 2 sono stati trasportati a valle. Ci spostiamo a Longarone, dove i vigili del fuoco del comando di Belluno sono intervenuti lungo la strada statale 51 per un incidente stradale che ha coinvolto un mezzo pesante e un'autovettura in uno scontro frontale. La squadra, giunta dal distaccamento di Pieve di Cadore, ha estratto dalle lamiere la conducente dell'auto, successivamente affidata al personale sanitario. A lungo chiusa la strada con traffico deviato sulla rete locale.
Sul posto la Polizia di Stato per accertare le responsabilità e personale ANAS per il ripristino della viabilità. Incendio a Sospirolo, i vigili del fuoco del comando provinciale di Belluno sono intervenuti in via Don Pietro Zangrando per le fiamme divampate in un capanno situato nelle immediate vicinanze di un'abitazione. Sul posto sono intervenute 3 squadre provenienti dalla sede centrale di Belluno con un'autopompa e serbatoio, un'autobotte e autoscala. Le squadre hanno operato per tutta la mattinata provvedendo allo spegnimento dell'incendio e alla messa in sicurezza dell'area. Le cause dell'evento sono in fase di accertamento da parte delle squadre intervenute, non si segnalano persone coinvolte. Galleria del Comelico, ripartono i lavori programmati che porteranno a corsie ridotte e a nuove chiusure notturne dal 7 gennaio. A Santo Stefano di Cadore la sede stradale verrà ristretta con limite di 30 km orari. Il cantiere riprenderà con la fase più delicata dei lavori, quella che comporterà il restringimento della sede stradale a 5,60 metri suddivisi in 2 corsie. Nella terza decade di gennaio inizierà l'opera più complessa, a cominciare dallo scavo lungo le pareti per sistemare i sottoservizi, poi l'innalzamento di un muro che rivestirà la galleria per 4 km e sul quale verranno fissati i pannelli prefabbricati della volta. Tra polemiche e perplessità, i costi per il parco del villaggio olimpico di Fiames, la stima economica delle opere, tutte contemporanee e non tengono conto di voci quali la segnaletica, potrebbe raggiungere gli 8 milioni di euro. Si tratta di tutte strutture rimovibili e quindi di un investimento che non lascerà nuove infrastrutture alla comunità locale, perché al termine dei giochi l'area sarà ripristinata nelle condizioni precedenti. Lo stesso vale per il parcheggio di San Vito di Cadore, anche questo temporaneo, che verrà realizzato su progetto di Fondazione Milano Cortina con una spesa di circa 1,3 milioni di euro. Sarà probabilmente l'ultima manifestazione di questo recente periodo natalizio, stiamo parlando dell'Epifania della Polizia Municipale. Befana del Vigile, il tradizionale evento, si terrà come di consueto il 6 gennaio. Siamo contenti come Polizia Locale di partecipare alla 12ª edizione della Befana del Vigile, un'iniziativa lodevole che soprattutto per la finalità. Martedì 6 gennaio saremo in piazza a ricevere i doni che i partecipanti vorranno consegnare e poi portare ai frati di Mussoi. Si tratta di un evento benefico che vede la collaborazione tra il Comune di Belluno e le associazioni delle auto storiche per raccogliere beni da destinare alla mensa solidale dei frati cappuccini della parrocchia di Mussoi. Befana del Vigile, sfilata di mezzi auto d'epoca che portano dei doni che saranno poi dati alla mensa dei poveri dei frati cappuccini, veicoli d'epoca con i loro proprietari che sfileranno in Piazza dei Martiri fino a raggiungere la pedana, dove un componente della polizia locale di Belluno, vigile, raccoglierà ai suoi piedi questi pacchi che saranno poi donati in beneficenza. L'evento affonda le sue radici nel passato, quando veniva organizzato per esprimere la riconoscenza della città ai suoi vigili urbani che prestavano servizio sulle strade con qualsiasi condizione atmosferica. Una 12ª edizione della Befana del Vigile che sicuramente si ingrandisce, cresce e diventa più numerosa da parte dell'amministrazione comunale insieme al comando dei vigili urbani, e un ringraziamento alle associazioni di auto e moto d'epoca a partire dai club Berto Gidoni, ma pensando anche al club di marca dell'Alfa Romeo, ai Gentleman, al Registro Ducati, agli Amici della Topolino e al Circolo Ricreativo dei Vigili del Fuoco. Sono tante appunto le associazioni che nel nome della solidarietà ancora una volta scenderanno in campo questo 6 gennaio. Il tradizionale corteo di auto storiche, sull'ultima delle quali arriva la Befana, ha mantenuto la tradizione di sfilare davanti a un agente della polizia locale che dirige il traffico, lasciando in omaggio dei beni che vengono devoluti a chi ne ha necessità. In chiusura per la rubrica dedicata ai vostri presepi vi lascio con le immagini delle creazioni di Alexander Visentin di Casale sul Sile, di Giuseppe Amadio di Giavera del Montello e di Tiziano Piva di Vedelago. Poi ci sarà la sigla e le previsioni del tempo. Intanto vi ringrazio e vi lascio con queste immagini.